La scuola deve riaprire per tutti, lo sostiene lo SNALS, il sindacato autonomo dei lavoratori scuola, pur nella consapevolezza che da ottobre a metà febbraio, secondo il report della Regione Veneto, l'aumento del contagio nelle classi è stato lento e progressivo. È un diritto avere le scuole aperte, è un diritto dei ragazzi poter andare a scuola, è un diritto anche dei docenti poter stare a contatto con i loro ragazzi. Danila Tirabeni, che dello SNALS bellunese è segretaria, spiega però che per riaprire le scuole sono necessarie quelle misure di sicurezza applicate negli altri stati europei e che in Italia sono rimaste invariate. C'era il metro prima, c'erano le classi pollaio prima, c'era un po' di disinfettante nelle classi prima e adesso siamo nella stessa condizione. Tirabeni fa l'esempio della Germania, dove tra le misure introdotte per il tracciamento costante c'è il test salivare. Noi siamo per la riapertura con almeno i test salivari, di modo che ci sia un tracciamento costante delle situazioni e che non si vada a chiudere continuamente la scuola mettendo a disagio tutta la società. Frattanto, dopo 3 giorni di manifestazioni in provincia contro la DAD, i sindaci bellunesi che hanno dato il loro sostegno alle richieste di studenti, genitori e insegnanti hanno ufficializzato la richiesta alle autorità competenti di maggiore autonomia per poter valutare soluzioni compatibili con le singole realtà territoriali.